Benvenuti in questa recensione della Old Friuli il ritorno. Non so se si è sentito, ma mi sono aperto una bella birretta. Allora, it's birra time. Allora, mentre bevo una bella Heineken, direi che è arrivato il momento di recensire queste puntate della Old Friuli il ritorno. Allora, cominciamo subito dalla prima puntata che andremo a recensire oggi. Eh, diciamo che intanto il reverendo non smette con la sua fantastica catchphrase, pace e bene fratello, no? E in questa puntata più che altro, più che la storia in sé, sono divertenti molti sketch che ha fatto Happy Farming, quando per esempio ha detto al reverendo pace e bene fratello, sì, tua sorella, una roba del genere, comunque quando Happy Farming ha preso per il culo il reverendo per questa frase che ormai è diventata storica. Abbiamo avuto anche l'esordio della app a Paolo e, e poi insomma ha parlato anche dei fratelli Samoani, gli Usos, e ora direi di passare al prossimo episodio. Allora, innanzitutto mi fa morire il reverendo quando minaccia a Happy Farming di mandargli una maledizione perché aveva, se non erro, mi pare che aveva tipo eh, pestato le tombe, visto che il campo del reverendo è vicino alle tombe, quindi è accanto, proprio accanto, quindi il reverendo si è un po' sentito attaccato di questo. Comunque, ehm, poi Happy Farming ci ha informato che nell'episodio dopo andremo anche a scoprire chi sarà il prossimo operaio e noi già lo sappiamo, infatti oggi ne parleremo su chi sarà il prossimo operaio. E sì, un piccolo sorso di Heineken. Poi, ehm, in più la signora Concetta aveva anche il colpo della strega, visto che aveva la schiena bloccata. E ora passiamo al prossimo episodio. Allora, innanzitutto, ehm, abbiamo avuto il reverendo che nell'episodio di 5 giorni fa ha detto una cosa abbastanza, diciamo, disdicevole, non da reverendo. Ha detto i soldi della chiesa, 50 euro per la benedizione, per vestiti e mignotte. Poi si è fermato a mignotte, si è fermato perché non voleva, diciamo, passare troppo eh, come il colpevole della situazione e lei allora si è trattenuto. Fatto sta che io già ho capito tutto di questo reverendo, non è un reverendo questo modello, si può dire. Lui si maschera da reverendo modello, ma è tutt'altro, si veste bene, ha un sacco di fighe in chiesa. Anche se la signora Concetta pure, dopo, nell'episodio dopo ne parleremo, non è che tanto figa è, però eh, dopo ne parleremo anche della signora Concetta fra poco, a breve. Eh, comunque è proprio viziato questo reverendo, si vizia molto questo reverendo Paolo. E nell'episodio dopo, l'ultimo che d'altronde noi tutti andremo a recensire, abbiamo anche scoperto chi era il nuovo operaio, che come sappiamo tutti ormai nelle serie della All Friuli, del Bel Friuli, chi ha il ruolo dell'operaio è un ruolo importantissimo. A rivestire questi panni è stato Ludmillo, chi altro? Leslie, per un certo periodo anche Bomba Anarchica, non so se vi ricordate quell'episodio là, per un certo periodo anche Colberry, eh, e chi più ne ha più ne metta. Comunque, e ora abbiamo anche Mutombo. Mutombo che è bresciano d'origine ma nigeriano. Mi fa morire come P-Farming doppia Mutombo, è un personaggio veramente da tenere d'occhio. A differenza del suo connazionale Zig Bobolo, c'è da dire che appunto Mutombo è meno su di giri, è più ragionato. Infatti, c'è da dire che questo Mutombo mi ispira parecchia fiducia. E comunque mi ha fatto morire la frase quando Mutombo ha detto per nigeriano tratto
trattorino, scusatemi, è come navicella spaziale per voi. Con un Mutombo che quasi quasi si sentiva realizzato, si sentiva come se avesse realizzato tutti i sogni della sua vita quando ha visto quel trattorino, che per noi un trattorino è come un centesimo che troviamo per terra, insomma non è così importante, ma per Mutombo è come se avesse vinto 50.000 dollari alla lotteria, è come se avesse sbancato il casino di Las Vegas, è come se, non lo so, è come se veramente avesse vinto il titolo WWE nel main event di WrestleMania. È proprio qualcosa di mai visto per lui. E poi, però, passiamo al pezzo forte di questa puntata, al colpo di scena, come direbbero gli americani, al plot twist, allo shenanigans di questa puntata della Old Friuli. Fatemi un attimo fare un sorsetto di Heineken perché ne ho bisogno. Perfetto. Ok, allora. Quindi, cosa è successo? Che cazzo è successo? Allora, Mutombo, giustamente, da persona con buone maniere che è, voleva andare a salutare al reverendo, a presentarsi, a conoscerlo. E che cosa vede Mutombo? Vede la signora Concetta che parla con il reverendo. Giustamente Mutombo, sapendo che la signora Concetta è in una stretta relazione con Happy Farming, si chiede perché. Ma a quanto pare non stavano solo parlando, almeno in quel frangente sì, in quell'istante, però non è che stavano, che prima secondo me hanno solo parlato, anzi, conoscendo il reverendo, conoscendo la signora Concetta, che dopo anni di vecchiaia, dopo anni senza una vita sessuale, capite che comunque un po' di voglia ce l'avrà. Magari Happy Farming non la soddisfa a dovere, visto che è sempre a lavorare, pensa sempre ai soldi, come è anche giusto che sia, perché alla fine il business è il business, non è che tu puoi dire. Però la signora Concetta non è che può fare sempre vongole. Un minimo la vongola qualcuno gliela deve pure mettere fra le gambe. E giustamente, insomma, giustamente un cazzo perché il reverendo non potrebbe fare certe cose. Però intanto la signora Concetta ha visto... Cioè, allora, intanto c'è da dire che il reverendo è un figo della Madonna, perché sembra Adam Scott, l'attore, uguale. Ha uno... Cioè, io dico, Happy Farming ha ragione quando dice io mi ricordo i reverendi brutti che c'erano una volta, e ce ne sono un sacco di brutti anche oggi, ma questo Adam Scott, cioè, scusatemi, questo reverendo Paolo è un reverendo della Madonna. È un figo, sembra veramente un figurino e non puoi non... le donne, dico, giustamente si sentono anche tentate. Giustamente, la signora Concetta, come ho detto prima, una vita sessuale inattiva, eh, eccetera, eccetera, giustamente, dopo anni di zero, scusatemi. Comunque ci siamo capiti cosa intendono. E poi che cazzo devo dire, insomma. Eh, il reverendo poi ha convinto Mutombo, mi raccomando non dire niente, stai zitto. Eh, insomma. E, e poi giustamente Mutombo ha detto va bene, se è così un affare di Stato, cioè se è così un segreto di Stato, allora va bene, sto zitto, non dico nulla. Però Happy Farming sicuramente un giorno verrà a scoprire di questa cosa e come la prenderà? Io non credo che la prenderà molto bene. Assolutamente no. Anzi, dopo tutto quello che si è promesso con Concetta... Cioè, Happy Farming, sapete quanti sacrifici che ha fatto per Concetta? Ha dovuto uccidere Leslie, il suo migliore amico Ludmillo, per stare con Concetta, per scappare via. Ha dovuto fare veramente dei sacrifici enormi. Ha dovuto anche dimettersi come sindaco dopo che era diventato sindaco. Ha fatto un casino della Madonna per diventare sindaco. E tu che fai? Lo tradisci. Eh, per me Happy Farming qui mi sa tanto che... si è incazzato Happy Farming, mi sa.
si incazzerà quando verrà a scoprire di questa cosa. Poi magari può essere che non è successo nulla, ma io del reverendo non mi fido, a me non me la racconta giusta. Assolutamente no. Anche perché è un reverendo, quindi per me chi lavora in chiesa è mafioso perché la chiesa è una mafiosata, almeno per come la mia filosofia mentale, per come la penso io. Quindi, boh, cosa andrà a succedere? Scopritelo nei prossimi episodi del bel Friuli, il ritorno, che ormai il ritorno non è manco più perché ormai siamo a quasi un mese che è tornato questo bel Friuli. All Friuli, anzi, vabbè che tanto è la stessa cosa, ma io preferisco chiamarlo All Friuli perché è iniziato chiamandosi All Friuli. Anche Bel Friuli è fantastico, ma All Friuli per me è veramente un orgasmo. Dire Old Friuli. Va bene. No, non ho altro da dire. Io vi dico che ci vedremo alla prossima. Seguite Happy Farming su Twitch. Ultimamente sta portando la My Rice, in più fa qualche live di qua e di là cazzeggio su Apex Legends e su Halo. Comunque voi seguitelo. Ora sta facendo la My Rice e sta facendo una bella carriera. Mentre su YouTube seguitelo per aggiornamenti sulla Old Friuli, per i prossimi episodi. Chi non lo segue è un coglione. E niente, ci vediamo alla prossima.